Notte da incubo quella trascorsa per le fortissime raffiche di vento che hanno interessato Agrigento e la provincia, creando un super lavoro per i vigili del fuoco. Il maltempo, come al solito, ha causato difficoltà nella circolazione in Viale dei Giardini a San Leone, dove non si vuole proprio intervenire per risolvere definitivamente il problema degli allagamenti e del fango per strada. Gravi danni anche a Palma di Montechiaro, molti i pali della luce abbattuti dal forte vento in città, a Favara e a Grotte. Per fortuna solo spavento per l'autista dell'auto presa in pieno da un pino abbattuto in via passeggiata archeologica. Problemi anche sul fronte dell'illuminazione pubblica e privata, con la luce a singhiozzo nella zona di San Leone. Per fortuna non si sono registrati danni alle persone.